Benvenuti tutti a Pordenone, nella fantastica città friulana. Scusate, ma perché vediamo le foto in bianco e nero? Guardate Laura Zuzzi che ci aspetta in stazione. Volevamo raccontarvi che era lei che ci ha invitato a diventare i curiosi del territorio nel 2014. Forse senza la nostra presenza il settembre pordenonese è grigio? Ecco i colori arrivano. I curiosi del territorio sono la crema dei giovani d'oggi, i più vivaci che abbiano mai visto a Pordenone. Siamo arrivati da 9 paesi diversi e abbiamo portato i nostri colori preferiti per far diventare la regione un bellissimo mosaico colorato. Siamo venuti da Russia, Belorussia, Ucraina, Ungheria, Croazia, Polonia, Germania, Spagna, Portogallo e dall'Egitto. Siamo diversi, ma abbiamo tante cose in comune. Ci piace viaggiare, giocare, studiare, il cinema, i libri, l'arte, la storia, l'architettura e certamente ci piace stare insieme. Ora vediamo le nostre bellissime foto, così vi racconteremo come ci siamo divertiti durante il nostro stage. Ecco il nostro primo viaggio. Siamo allo Science Park di Trieste, lo spazio per le iniziative scientifiche più rilevanti in regione. Possiamo far parte anche noi nei vostri progetti? Splendido il castello Meromare, ci ha stupito per la bellezza, le dimensioni e la solidità. E il mare! Belli e felici ci godiamo lo scirocco. Massimiliano d'Asburgo per il suo castello portava da ogni paese che visitava oggetti e piante. Ecco un piccolo ricordo dall'Egitto. Bella, spaziosa, incantevole Trieste non lascia nessuno indifferente. Seguiamo le tracce della storia nell'antica Aquileia. I resti degli antichi romani dimostrano la ricchezza, la saggezza e l'unicità di quel popolo. Una domenica abbiamo fatto una gita nelle Dolomiti friulane, dove abbiamo trovato la tranquillità e la purezza della natura. Volevamo portare con noi un pezzo di quella terra meravigliosa. Alcuni preferivano i fiori e altri volevano tutta la montagna. Attenzione, lavori in corso! Quanti colori vivaci troviamo nella natura, ma anche in città. Ce n'è uno che negli ultimi 15 anni è diventato il colore per eccellenza di Pordenone a settembre. Una settimana intensa, piena di letteratura e cultura, e tinta di giallo. Arrivano da 1000 parti del mondo per vivere l'esperienza di Pordenone Legge. Abbiamo sentito David Grossman, visto un pezzo teatrale per ricordare la Grande Guerra e partecipato ad incontri con poeti, sociologi, storici dell'arte, architetti, scrittori, economisti. Abbiamo ascoltato e letto tantissime cose interessanti. Scriveremo anche noi dei diari di viaggio. La cultura mi fa venire fame. Capita anche a voi? Noi siamo venuti qui anche per immergerci nell'enogastronomia del Friuli Venezia Giulia. Abbiamo assaggiato il Frico Very Good a Cividale. Abbiamo visitato la cantina Fernanda Capello. Il vino è ottimo. Lasciatemi cantare. No, cantare! Prima mangiare i dolci! Mangiare è anche troppo. Voi in Friuli Venezia Giulia siete bravi anche a viaggiare nel tempo. Ci avete portato nel Medioevo. A Valvasone abbiamo fatto il giro turistico con il sindaco. Abbiamo cenato e bevuto per divertirci in modo medievale. Sia in montagna che al mare abbiamo trovato la tavola sempre piena di bontà. Grazie a tutti voi che siete qui, lavorate e ci ospitate. Grazie a voi abbiamo avuto modo di vivere un'esperienza unica piena d'amore. Ci avete insegnato che se fatto con amore nulla è peccato. Voi rimarrete nei nostri ricordi per sempre. Vi lasciamo le nostre foto, I video e alcuni testi sui social network e blog. E non dimentichiamo che con quest'ultima foto siamo presenti anche sul giornale. Grazie tante e arrivederci!